Giulio... Vieni, ti ho portato la signora Catarina, che lei è brava e strovita. No, ma io ho vergogna. Ma quale vergogna? Vieni, andiamo. Quella signora Catarina è brava. Ogni tanto mi busso che va trovando il protossino, la regda fresca e la vassinico. È il momento di cambiare il favore. Andiamo, seguimi, torneremo vincitori. A me non mi importa di tornare vincitore dalla signora Cacacà. Da signora Cacacà. Da signora Catarina. È la prima che fa male. Non mi importa di tornare vincitore dalla signora Caterina, ma mi importa di tornare vincitore dalla lascio la doppia. Perciò una prova la dobbiamo fare. Quella è la signora Catarina, è brava e ci darà una mano e saliamo su. Ma se poi disturbiamo, sono in 9 la sera. Ma quanto mai? Quella è una persona intelligente. Che significa? Perché una persona intelligente non si va a dormire? Sì, ma è persona intelligente, non so a dormire 9 a sera. Ma perché c'è un orario fisso per andare a dormire? No, appunto. Appunto che? Siccome non c'è un orario fisso per andare a dormire, uno può andare a dormire a qualsiasi ora. Perciò potessimo disturbare pure 10 la mattina. Capato non è buono. Basta che banato e vinci qualcosa e salta a tu Michelino. La lingua. Dodi. A tu Michelino lascio la doppia. Da Mike, buongiorno. Babbo, io lo chiamo vezzeggiatoriamento. Ma hai studiato tu? Io non ho studiato proprio, ma basta che hai studiato tu. Stanno pure a Brianca Caggi. Stanno andando, mandamela fuori, stanno andando. Ma non solo con l'intelligenza. Pure con il ticco. Tu, quando ti emozioni, mi sembri una cavurara in piena volatura. Ebollizione! Volatura è la stessa cosa. Tu cerca di non emozionarti e mantieni i nervi caldi. Mentre no furni, che le sta all'asco. Uè, professore Concerti. Non fa spirito, se vedi, concentrati bene, di emozionarti va, saperai. Andiamo dalla signora Caterina. Quella si mette a posto di Marco Buongiorno e ti fa le domande. Ma c'è sta Cristina, Cammi. ma che casa perché? È permesse? Sì, Scusate signora, io sono la signora del piano di sotto, avrei bisogno di un favore. Signora, mi spiace, solo del sale, non tipo di prevuoto, mi spiace. No, non si tratta di favore di mangiare che mi manca l'affetto. Sta facendo la poesia. Sì, mamma. Dicevo, che piacere. Riguardo a mio marito, me lo dovete tenere sotto una buona mezz'ora. Non ho capito cosa dovrei fare. Me lo dovete tradurre che non serve più. Praticamente, ovrite come me. Deve uscire uno scienziato fuori. Signora, sarà che stavo leggendo, non capisco proprio cosa devo fare. È semplicissima, una cosa niente. Io ovrite a mio marito. Ma vista? Quella la prossima settimana deve andare alla raddoppia in televisione. Si va a presentare sulla storia. Ma è meraviglioso! Sì, però io sono venuto da voi perché voi, guarda a quello che siete voi, potete fare qualcosa per lui. Guarda la grammatica, signora Caterina, io volevo fare un ripasso generale. Avete capito? Mio marito lo fa generale. Così a Marco Buongiorno va a cadere giorno in licenza, ma che dici tu con la blocca? Ho capito, prego, accomodatevi. Scusate però, fate come se fosse a casa vostra. Grazie assai, io se l'avevo detta a Pasqualino marito mio presento, che voi eravate brave e sicuramente prendevate a cuore il nostro problema. No, ma si figuri, non è un problema. No, quello è un problema. Quella mia moglie mi vuole bene, hai capito? Signora Catarina,
Volevo vendere a mio marito.